io non sono vaccinato semplicemente perché, e lo dico apertamente, io ho un tumore da alcuni anni e dopo la cura mi sono rimaste tutta una serie di problematiche importanti, diciamo, con emorragie non indifferenti. Lo dico se un medico non mi garantisce che non morirò in quel momento. Ha motivato così oggi davanti ai 500 manifestanti di Vittorio Veneto il suo no al vaccino. Marino Vanzan, sindaco di Povegliano, è andato oltre nel suo discorso, parificando questi tempi al nazifascismo. Mentalmente in quel periodo là c'è stato anche un comunismo, ma oggi cosa ci propongono? Il neoliberismo vuole farci vivere una vita che non è più la nostra. Io voglio vivere una vita umana. Ma non si sente di essere un sindaco un po' controcorrente? Ma io non sono controcorrente, sono semplicemente coerente col mio modo di pensare, che per una sperimentazione non si può obbligare la gente a farla. Questo è il discorso. Questo è un vaccino sperimentale e come tale va usato. Mi ripugna l'idea dell'obbligo come è stato introdotto. Come giudica invece quelle che poi sono diventate delle vere e proprie sommosse in giro per l'Italia? Quelle erano pilotate secondo me dai servizi deviati dello Stato. Secondo me, io mi sono letto recentemente la morte di Aldo Moro, di Enrico Mattei, le bombe messe in giro dai fascisti in giro per l'Italia, pilotate dai servizi segreti deviati. Siamo a quei livelli là. Parole come pietre lanciate durante la prima manifestazione con le normative del Ministero dell'Interno, organizzata per questo nel Parco Dan della zona industriale di San Giacomo di Veglia. Giù le mani dai bambini, il tema dell'evento, spiegato così dall'organizzatrice. Perché vogliono i bambini quindi? Perché la vaccinazione è stata considerata da qualche anno a questa parte, e chi sa le cose sa già che ci sono stati tutti i documenti, sono stati scritti molti anni fa, è stata considerata la vaccinazione come un punto d'ingresso per l'identità digitale, e quindi questa cosa ci viene venduta come un mezzo efficace per prevenire e per monitorare tutte le malattie. Però possiamo chiederci, proviamo a farci una domanda: com'è possibile prevenire le malattie e soprattutto gestire i dati sanitari di un'intera popolazione mondiale in tempo reale senza un dispositivo interno che invii e riceva dati da un sistema operativo? Sappiate che chi pensa all'impiego dei microchip sottocutanei ormai è fuori strada, perché oggi la tecnologia ci offre i nanotubi di carbonio autoassemblabili in lunghi filamenti mediante Tesla foresi, i quali fungono da sensori, trasformando un essere umano in una vera e propria antenna vivente.